Eccoci qua. Allora, cosa intendevo prima? Intendevo, vi faccio vedere. Allora, io gli artificiali logicamente che non funzionano li butto via. Quindi ne ho trovato uno che ancora questo funziona, ma non benissimo, come intendo, per quello che intendo io, insomma. Quindi vi faccio vedere. Questo è l'artificiale, no? Questo lo tengo anche se funziona poco, perché sono io che lo muovo, tipo con la canna da riva, ok? O comunque dalla barca, quindi muovendolo sempre funzionerà più o meno lo stesso, ok? Quindi cosa intendevo? Guardate bene. Allora, io ho preso un pentolino d'acqua per farvi vedere come galleggiano in acqua, ok? Allora, questo è il galleggio di questo qua. Praticamente vedete che la parte finale sta praticamente sul fondo, quindi quando c'è questo galleggio qua non va assolutamente bene, perché se noi prendiamo, vi faccio vedere, tipo questo, logicamente artificiale di marca, ok? Questo è vecchiotto, è vecchiotto, sarebbe lo stesso di marca, però diciamo che questa soluzione qui, questo problema lo troviamo specialmente negli artificiali che costano una cavolata, ok? Quindi tanti ne ho buttati via, per farvi capire. Quindi guardate cosa succede con un artificiale di marca, ok? Vedete come sta con la parte alta delle arpette, altissimo. Ecco, questa è la differenza tra l'uno e l'altro. Quindi cosa succede? Che quando il cefalopolo, la nostra seppia, va per prendere il nostro artificiale, lo piglia da qua, ok? E si avvolge e voi tirate e la prendete. Mentre cosa succede con un artificiale così? A parte che non sono più tanto voraci come con questo, ok? Quindi lo prendono con le punte dei loro tentacoli, sempre se lo prendono, perché se vedete che non ha un bel galleggio, quindi cosa succede? Che lo lasciano lì, preferiscono un artificiale così, perché come voi lo muovete un po' con il filo, questo fa questo movimento qua, quindi è molto più visibile, molto più catturante, ok? Questo per me è il segreto dei nostri artificiali edging. Ho preferito dirvelo perché è un segreto, forse per me, forse magari qualcuno di voi lo conosceva già queste cose qui, però preferivo farvelo vedere, perché non su internet, su qualsiasi altra parte non c'è nessuno che lo spiega, ok? Quindi non è giusto che io passi una giornata di pesca in mare e vado con artificiali da 3 euro, per dirvi, che comprate su Wish, magari, oh ragazzi, gli artificiali da 3 euro ne ho anch'io, però hanno un galleggio. Aspettate che ve lo faccio vedere. Questo è un artificiale da pochi soldi, ok? Vedete? Guardate. Op. Vedete che è più alto rispetto all'altro, non è mai come questo di marca, però resta sempre col puntino alto. Qual è la differenza tra questo e questo? Che questo comunque ha un bel movimento, no? Però dopo, anche se si muove poco, ha un bel movimento, però subentra il colore, ok? Se capita la giornata del colore che gli vanno bene, ok, fate fuego. Quindi allora, questa volta è un video tutorial alla velocità della luce, però ci sono molte cose da spiegare sugli artificiali. Se vi interessa che vi dico altre chicchette, fatemelo sapere
e chi non è iscritto iscrivetevi ragazzi, aiutatemi, supportatemi, perché è importante. Io vi dirò tutti sti segretini che nessuno vi dice, ok? Quindi niente, perché è giusto che un pescatore come noi vada a pescare e torna a casa con almeno un po' di pesce, ok? Quindi sempre stando in regola ragazzi, perché io vi dico le chicche, però dopo non fate i furbetti, svuotate il mare, ok? Perché logicamente la differenza la vedrete anche da voi cosa succede. Quindi allora adesso volevo farvi vedere il finale delle seppie, ma casomai ve lo farò vedere. Ho voluto spiegarvi prima questa cosa, perché allora quando comprate questi artificiali da edging vedete e sapete cosa acquistare, a parte i colori, perché i colori sono molto importanti, molto, però la cosa molto più importante di tutto è il movimento dell'artificiale. L'artificiale deve muoversi bene, perché se no diventa poco catturante e quindi i pesci cefalopodi non mangiano. Questo cosa succede? Questo è più che altro ok per le seppie, però io sto parlando anche per i nostri amici calamari. Calamari è lo stesso, ragazzi, artificiali che costano, artificiali che non costano, tipo, no, non voglio fare nomi, ok, non voglio fare nomi e marche. Quindi ci sono artificiali tipo i calamari che devono stare dritti così, ok, devono essere dritti con il filo in verticale. E cosa succedono? Che fanno questo movimento qua, si mettono nella direzione del piombo, quindi questo non va bene. Per i calamari i nostri artificiali devono essere dritti, quindi quando voi fate questo movimento su e giù, ok, si fa questo movimento su e giù, che muovete il filo come avete visto sui miei video precedenti. Questo fa così, si muove così come un pesciolino che nuota, no? Quindi diventa catturante. Ma se resta così, voi fate così e lui fa così, cioè voi tirate in su e il pesciolino cosa fa? Va su così e ritorna giù, cioè ha un movimento stupido, quindi non è catturante, capito? Il segreto è solo questo. Dopo per i colori vi farò un altro per i colori vi farò un altro video, più specifico, perché mangia più un bianco, perché mangia più un dorato, perché mangia più un ciclamino. Insomma ragazzi, ci sono determinati tempi, periodi, luce, correnti, anche le maree è molto importanti ragazzi. Dovete guardare un po' tutto, la profondità, dove si trovano, cioè vi farò altri video molto, spero, interessanti, come questa chicca che vi ho dato. Spero di esservi stato utile e seguitemi. E niente ragazzi, un saluto, a presto.